Formula 1 a Melbourne, la Ferrari ha vinto il Gran Premio d'Australia, grande protagonista Charles Leclerc. In studio con noi Marco Franzelli. Allora Marco, raccontaci com'è andata. E allora la Ferrari e Leclerc, la coppia perfetta, una macchina che domina sulle altre e un pilota di 24 anni che ha il talento del fuoriclasse. Guardate come è stato accolto dalla squadra Ferrari al suo ritorno ai box, c'è evidentemente tutto l'entusiasmo dopo 2 anni di delusioni, di sconfitte, di critiche, di polemiche. Qui esplode proprio la gioia per Leclerc, che ha ottenuto il grande slam, cioè è partito in pole position, ha fatto il giro veloce, è stato in testa dal primo all'ultimo chilometro e ovviamente ha vinto. Purtroppo è mancato il contributo dell'altro pilota della Ferrari che nel tentativo di rimontare è andato fuori pista, vedete, finisce nella ghiaia e lì si è fermato dopo 3 giri. Il grande avversario di Leclerc, Verstappen, solo questo tentativo di sorpasso a 300 all'ora, le macchine una accanto all'altra, ma alla fine è la Ferrari a rimanere davanti, la Ferrari di Leclerc. Per Verstappen un problema al motore, non arriva più benzina, sentite. Ecco, si spegne tutto, si ferma tutto, quindi 2 ritiri per il campione del mondo su 3 Gran Premi, mentre 2 vittorie su 3 Gran Premi per Leclerc, che ora ha rafforzato il suo primo posto nella classifica del mondiale con linguaggio colorito. Ha detto: questa Ferrari è una bestia, per dire quanto è veloce, quanto è affidabile. La festa dei meccanici sotto il podio in attesa di Imola fra 2 settimane, dove sono attesi 80.000 spettatori. Sonia. Andiamo avanti allora col TG1.